Con le dimissioni di Mario Centorrino lascia il governo l'ultimo dei moicani, commenta ironico un deputato regionale del PD, area di riferimento dell'assessore alla pubblica istruzione, che in serata ha rimesso la delega nelle mani di Raffaele Lombardo, irritato per la sfiducia che i democratici si apprestano a mettere nero su bianco in una mozione all'Ars. L'uscita di scena del docente universitario vicino al dirigente di innovazioni Franco Antonio Genovese, che ha condiviso in pieno la svolta del segretario del PD Giuseppe Lupo, fa il paio con quelle dei suoi colleghi che hanno abbandonato la giunta nei giorni scorsi, a dì che hanno in comune il modo rocambolesco col quale sono maturati. Il primo a sbattere la porta, perché di questo si tratta, fu Sebastiano Di Betta, area Fli. Di Betta, che aveva la delega al territorio, se ne andò con una lettera, senza informare nessuno preventivamente, svuotò il sufficio dopo aver incassato la bocciatura di alcune norme della finanziaria per mano del commissario dello Stato, lasciando di sasso Lombardo e persino molti dirigenti del suo partito. Poi toccò a Giosuè Marino. Il prefetto parlò della sua volontà di lasciare l'energia col governatore all'indomani della nomina dei due assessori politici, Alessandro Alicò, subentrato a Di Betta, e Giuseppe Spampinato, che ha preso il lavoro, detenuto a interim da Lombardo dopo le dimissioni di Andrea Piraino, che seguì gli ordini di scuderia dell'UDC passato all'opposizione. Nei corridoi del palazzo si racconta che Marino aveva concordato il timing delle dimissioni col governatore, ma quando Lombardo gli chiese di aspettare ancora un po', il prefetto decise di fare da solo. Se ne andò mentre il presidente era di ritorno da impegni istituzionali a Roma, scatenando le sue ire. Mentre Radio Palazzo dava per imminenti le dimissioni di Pier Carmelo Russo, altro tecnico di area PD, da Palazzo d'Orléans parte la nota con cui si annunciava una conferenza stampa per la presentazione del nuovo assessore all'energia. Minuti frenetici, ciechi azzarda che, nella sala degli specchi della presidenza, Lombardo assieme a Fabio Mancuso, deputato del PDL e assessore in pectore, e chi invece prende per buono tale Beghelli, nome fatto circolare per SMS da chi viveva con sarcasmo i giochi della politica. Con Lombardo invece c'era Andrea Vecchio, l'imprenditore edile di Catania, il tecnico al quale il governatore ha assegnato le infrastrutture, delega di Pier Carmelo Russo, che si aspettava di partecipare alla sua ultima giunta prima di consegnarla, dovendo però fare buon viso a cattivo gioco davanti a cameraman e fotografi. I riflettori adesso sono puntati su Marco Venturi, assessore alle attività produttive, considerato vicino al senatore del PD Beppe Lumia. Ma chi conosce bene le cose è certo: Venturi non farà alcun passo se non sarà concordato con Confindustria. Per il dopo Centorrino intanto si fa il nome di Patrizia Monterosso, capo di gabinetto del presidente.